Operazione della Guardia di Finanza di Castelvetrano su corruzione e appalti truccati, tra gli indagati imprenditori agrigentini e palermitani. Confermata la sentenza di assoluzione dalla terza sezione della Corte di Appello di Palermo per l'ex sindaco di Agrigento Calogero Sodano. Un ragazzo di 16 anni finisce in ospedale a Licata trovato con un proiettile in testa, alle indagini delle forze dell'ordine. Le associazioni dei giovani diabetici di Agrigento denunciano le tante criticità che affliggono i pazienti e chiedono un confronto con il commissario dell'ASP. Diverse le iniziative organizzate per la festa della donna per domani 8 marzo, il Sor Optimis di Agrigento per Alice Schembri, convegno alla Biblioteca La Rocca e Leonardo incontra il magistrato Loiacono. L'Archivio di Stato dedica una mostra fotografica alle donne. Oggi accensione del Tripode, stasera al Pirandello il Galà Patrimoni e Tradizioni. Una lunga intervista all'onorevole Iacono sull'elezione a nuovo segretario di Alice Klein. E benvenuti a questa edizione di TV Notizia. Apriamo oggi il nostro telegiornale con un'operazione della Guardia di Finanza su corruzione e appalti truccati che vede indagati diversi imprenditori agrigentini e palermitani. 6 le misure cautelari emesse che riguardano il parco di Selinunte negli anni che vanno dal 2020-2021, il servizio. Operazione della Guardia di Finanza su presunti appalti truccati nel parco di Selinunte che coinvolge imprese agrigentine. Alle prime luci dell'alba i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a 6 provvedimenti cautelari con i quali il GIP di Marsala, in accoglimento di specifiche richieste avanzate dalla Procura della Repubblica Lillibetana, ha inflitto la temporanea interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contattare con la pubblica amministrazione ad altrettanti pubblici ufficiali e privati imprenditori di origine agrigentina e palermitana, tutti gravemente indiziati a vario titolo di avere preso parte a plurimi episodi di corruzione e di abuso d'ufficio che si sono consumati presso il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cuse e Pantelleria negli anni tra il 2020 e il 2021. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle di Castelvetrano dall'estate del 2020 e hanno consentito di accertare molteplici irregolarità nella concessione di appalti pubblici da parte dell'ente archeologico, constatando numerosi episodi illeciti a carico dell'allora direttore del parco, 2 funzionari regionali e 3 privati imprenditori. Nel corso delle investigazioni, durate quasi 2 anni ed eseguite mediante incroci di banche dati, intercettazioni telefoniche, analisi di tabulati telefonici, telecamere occulte, accertamenti bancari e non da ultimo attività di pedinamento, i finanzieri, avvalendosi delle più sofisticate tecnologie di indagine, hanno inoculato un trojan sul dispositivo di un cellulare in uso ad uno degli imprenditori legato all'ex direttore del parco da solidi e ben celati legami di amicizia. Grazie al capitatore informatico, la Guardia di Finanza, attivando il microfono del cellulare infetto, è riuscita così a costruire un quadro probatorio di assoluto rilievo, molto utile a dimostrare l'esistenza all'epoca delle indagini di un patologico sistema clientelare che avveniva presso il Parco Archeologico Selinuntino, preordinato dall'assegnazione di pubbliche commesse a un cartello di imprese per lo più agrigentine, riconducibili alle figure dei 3 imprenditori. La terza sezione della Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dal GUP nei confronti dell'ex sindaco di Agrigento ed ex senatore Calogero Sodano, accusato di associazione mafiosa. La terza sezione della Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dal GUP nei confronti dell'ex sindaco di Agrigento ed ex senatore Calogero Sodano, accusato di associazione mafiosa. I giudici hanno anche condannato la parte civile a risarcire l'avvocato Nino Mornino, legale dell'imputato, con la somma di 1.000 euro per aver utilizzato nei suoi confronti in uno scritto a sua firma espressioni diffamatorie.
Sodano era difeso, oltre che da Mormino, dagli avvocati Teo Caldarone e Salvatore Pennica. Secondo la Procura Generale, rappresentata in aula da Giuseppe Fici, che aveva chiesto la condanna di Sodano a 6 anni, l'imputato aveva stretto degli accordi con le famiglie mafiose dell'Agrigentino per ottenere il sostegno alle elezioni di sindaco del 1993 e del 1997, poi alle politiche del 2001, in cambio dell'aiuto del clan. Secondo sempre l'accusa, il politico avrebbe favorito l'affidamento dei lavori di riqualificazione di Villasete e Monserrato al consorzio Ecoterra, ritenuto nell'interesse di Cosa Nostra. Senatore Sodano, una bella soddisfazione questa sentenza che arriva anche per lei stesso, per la sua sanità e per la sua famiglia? Ma sicuramente, anche se queste sofferenze non si cancellano in un solo giorno, stiamo parlando di circa 12 anni di insulti, di contumelie, di bugie, di falsità messi in atto da qualcuno, dalla parte civile. Certo, mi ripaga però una cosa importante, i messaggi e le telefonate che ho ricevuto da ieri fino ad oggi da centinaia di persone, amici, anche conoscenti che fanno festa assieme a me, anche se non è per me una festa, è un riconoscimento di una persona che ha lavorato per questa città con grande abnegazione, non avendo avuto rapporti né con la criminalità organizzata né tantomeno con la mafia, che ho sempre combattuto, e questo solo mi ripaga e ripaga soprattutto i miei figli e mia moglie e anche l'ultimo nato, il mio nipotino che ha 14 mesi. Ora che sarà più tranquillo, a cosa si dedicherà? A mio nipote, soltanto a mio nipote. Cercherò di dare una mano all'amministrazione per cercare di sollevare questa città, perché il sindaco Franco Miscichè è veramente una persona per bene, se vuole qualche consiglio ora potrei anche darlo. Un ragazzo di 16 anni finisce in ospedale a Licata, trovato con un proiettile in testa. Al via le indagini delle forze dell'ordine che seguono varie ipotesi. Ai medici ha riferito di essere caduto e sarà operato. Un sedicenne di Licata è finito ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso con una piccola ferita alla tempia, con un forte mal di testa, con un proiettile in testa trovato successivamente. Diverse le piste seguite dagli investigatori. Pare che lo stesso abbia riferito di essere caduto. In realtà, quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali, hanno scoperto che il minorenne aveva un proiettile di circa 7 mm in testa. Qualcuno evidentemente gli avrà sparato. Accertata l'emorragia dall'ospedale di Licata, il ragazzo è stato trasferito immediatamente al Sant'Elia di Caltanissetta, dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico. L'adolescente ora è in prognosi riservata. Già da ieri sera al San Giacomo d'Altopasso di Licata è stata avvisata la Polizia di Stato, che si sta occupando delle indagini. È un mistero cosa sia accaduto all'adolescente, anche perché lo stesso minore ha riferito di avere sbattuto la tempia cadendo. Inizialmente anche i medici che lo vedevano in piedi e cosciente gli avevano creduto. Poi, quando è iniziato a star male e fatti gli accertamenti più approfonditi, strumentalmente è stato trovato il corpo estraneo nella testa. Diverse le piste seguite dai vari investigatori. L'Associazione Giovani Diabetici di Agrigento, attraverso un loro comunicato stampa, denunciano le tante criticità e problematiche che affliggono i pazienti diabetici della provincia. Chiedono un confronto con il commissario dell'ASPI di Agrigento e che possa portare a risolvere tali difficoltà il servizio. In un comunicato stampa la GD, l'Associazione Giovani Diabetici di Agrigento, esprime grosso rammarico per i continui rifiuti da parte del commissario dell'ASPI di Agrigento a incontrarci e instaurare un dialogo costruttivo nell'interesse di tanti agrigentini affetti dalla malattia di diabete mellito di tipo 1.
L'oggetto della richiesta avanzata dall'Associazione Agrigentina da più di 3 mesi è l'individuazione delle principali criticità e problematiche che affliggono i pazienti diabetici nella provincia di Agrigento e un confronto che possa portare a risolvere le difficoltà sopracitate. Primo, la mancanza di un ambulatorio a elevata complessità che dia assistenza ai pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1 e 2, mancata unità operativa e completa professionale nei casi di esordio della malattia, mancanza di una unità specialistica che fornisca supporto ai pazienti ospedalieri affetti di diabete, impossibilità soprattutto per i più giovani di ricevere dispositivi tecnologici moderni senza spostarsi in altre province, Caltanissette e Partinico in primis, ma anche addirittura Messina, con gravi disagi logistici, organizzativi ed economici, agende intasate o assenti e continue difficoltà a prenotare le semplici visite di controllo nei pochi giorni disponibili, intoppi dovuti a carenza di personale nelle procedure di autorizzazione ed invio dei dispositivi tecnologici ai pazienti con gravi disagi e pericoli in caso di ritardo. Ormai da troppo tempo decine e decine di famiglie vivono il dramma di familiari, spessissimo di figli, affetti da diabete e chiedono interventi risolutori già possibili ma inspiegabilmente non realizzati. L'associazione AGD di Agrigento, sin dalla sua costituzione, ha ripetutamente richiesto di incontrare il commissario, in quanto in possesso di alcune proposte da sottoporre alla dirigenza dell'ASP, ma non ha mai ricevuto risposta. Nonostante ciò e nonostante abbiamo più volte richiesto un incontro con il commissario, continuiamo a essere ignorati, affermano i principali responsabili dell'associazione. Sono anni che i pazienti con diabete vengono ignorati nella nostra provincia, sono anni che le famiglie dei giovani diabetici sono costretti a scegliere tra la scarsa e arretrata assistenza nella struttura agrigentina o i lunghi viaggi per far assistere i figli in maniera professionale e tecnologicamente avanzata. Siamo fermamente convinti che non ci sia più tempo da perdere. Dietro le scuse e le motivazioni addotte questi anni da questo momento chiediamo un intervento immediato e risolutore da parte delle istituzioni affinché a Agrigento possa sorgere un centro ambulatoriale di diabetologia di secondo livello per popolazioni speciali e che possa assistere i nostri ragazzi e i nostri familiari che sono a tutti gli effetti soggetti con gravi complicanze. Pertanto il comunicato stampa dell'associazione conclude dicendo: rimaniamo tuttavia disponibili a un incontro in un'ottica di massima collaborazione con le istituzioni, ma non siamo più disposti a farci prendere in giro da nessuno. I nostri familiari hanno diritto a un'assistenza professionale devoluta a 360 gradi e vicino alla nostra casa. Non è più possibile sostenere che ogni volta dobbiamo fare centinaia di chilometri per essere assistiti. È una questione di civiltà, è una questione di diritto alla salute, è una questione di dignità umana. Questo quanto affermato dalla dottoressa Stefania Mangione, presidente dell'Associazione Giovani Diabetici di Agrigento. Il Sor Optimis di Agrigento per Alice Schembri verrà intitolata con una cerimonia domani 8 marzo alle ore 8:30, festa della donna, laurea del laboratorio linguistico del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, su proposta della presidente del club di Agrigento Margherita Trupiano, il servizio di Eugenio Cairone. Domani ad Agrigento, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, saranno diverse le iniziative, ma una assume un significato particolare perché vuole essere un ricordo, ma anche una riflessione su come è facile cancellare i sogni delle donne. Nel nostro caso, di una giovanissima ragazza la cui fine fa ancora tanta rabbia. Stiamo parlando ovviamente di Alice e di quanto accaduto quel triste giorno del 2017 sulla Rupa Atenea. Ecco perché parlare di festa della donna, soprattutto adesso, è assolutamente fuori luogo. E domani 8 marzo alla giovane Alice Schembri verrà intitolato il laboratorio linguistico del Liceo Scientifico Leonardo, la scuola che la giovane frequentava. L'iniziativa è stata voluta dal Sor Optimis Club di Agrigento, presieduto da Margherita Trupiano. La proposta del club era stata approvata immediatamente dal Consiglio d'Istituto e dal dirigente scolastico Patrizia Pilato.
Domani alle 8:30 al Liceo del Viale della Vittoria si terrà la cerimonia per intitolare l'aula ad Alice, alla presenza dei familiari del sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Abbiamo voluto, dice la presidente del Sor Optimist Margherita Trupiano, che la scuola frequentata da Alice potesse sempre ricordarne la memoria. L'aula che porterà il suo nome servirà a formare e far riflettere le nuove generazioni sulla necessità di porre in essere un modo di relazionarsi finalizzato al perseguimento del bene collettivo tramite l'ascolto e il rispetto della donna e dei suoi ruoli. Questo, conclude Margherita Trupiano, è l'insegnamento che lascia Alice Schempri. Dal canto suo, il dirigente scolastico Patrizia Pilato afferma che grazie al Sor Optimist il liceo accoglie il ricordo tangibile di un'alunna che ci fa riflettere su come non deve mai la violenza subita connotare l'identità di una persona. Dobbiamo dunque fare un passo in avanti nell'ascolto dei giovani, delle loro attese, delle loro inquietudini e dei loro progetti. Tra le iniziative di domani, Festa della Donna, si svolgerà un convegno dal titolo 8 marzo, una rete per le donne, presso la Biblioteca La Rocca alle ore 9:30, con diversi e qualificati interventi. Abbiamo sentito in merito il consigliere comunale di Agrigento Roberta Zicari, nonché moderatrice del convegno. 8 marzo, una rete per le donne, un interessante convegno che si svolgerà ad Agrigento con qualificati relatori. L'8 marzo alle 9:30 presso la Biblioteca La Rocca si terrà questo momento di confronto tra le scuole e le istituzioni. Tengo a precisare che organizza l'amministrazione comunale, ma è stato un evento caldeggiato dalla consulta giovanile, che è appunto un organo consultivo del comune. Quindi insieme all'assessore Proto, al sindaco e all'onorevole Savarino, che è anche rappresentante per l'ARS presso il forum permanente contro la violenza di genere, parleremo alle studentesse e parleremo insieme all'associazione Virago del liceo scientifico Leonardo, allo sportello LGTB che lavora in zona al comune, al telefono aiuto, e poi abbiamo coinvolto anche l'associazione Padri Figli dei Genitori Giovanna Cavaleri, abbiamo coinvolto appunto la consulta giovanile, abbiamo coinvolto anche 2 professioniste, un avvocato, l'avvocato Spagnolo, e uno psicologo studentesco, la psicologa Vittoria Vullo. Questo perché? Perché l'importante è appunto creare un embrione di rete e confrontarsi con i ragazzi, perché tengo a precisare, io l'ho sottolineato più volte, che in questa città manca questa rete, questo parlarsi e questo venirsi incontro, e se non proviamo a ricucire un patto con la città e appunto una rete intergenerazionale, qualcosa in questa città ci sta un po' sfuggendo di mano. Quindi vi prego di venire, di essere tutti presenti, perché sarà un bel momento di confronto e di stimolo. E tra le varie iniziative dedicate alla festa dell'8 marzo ricordiamo quella del liceo Leonardo, che incontra la scrittrice e magistrato Simona Loiacono. Un'altra iniziativa presso l'Archivio di Stato di Agrigento, diretta da Rossana Florio, in occasione del mondo 8 marzo, inaugura un nuovo percorso espositivo dedicato al tema della istituzione femminile, dai lavori domestici alle donne di oggi, in collaborazione con la FIDAPA. E passiamo ora alla festa del mandorlo in fiore. Oggi alle ore 17 si svolgerà la cerimonia di accensione del tripode di amicizia al Tempio della Concordia, un momento iconico della kermesse che rappresenta la pace tra i popoli del mondo. Sin dalle ore 16 l'ingresso alla Valle dei Tempi sarà esente dal pagamento del biglietto. I gruppi partecipanti sfileranno attraverso il decumano, partendo come sempre dall'area vicina al Museo Archeologico Pietro Griffo. In programma questa sera al Teatro Pirandello alle ore 20:30 il galà Patrimoni e Tradizioni. L'evento è dedicato in particolare alle scuole che hanno collaborato al progetto Adotta un patrimonio. E protesta dei lavoratori ieri a Palermo davanti alla sede della Regione del call center Almaviva, in cassa integrazione da un anno, che a luglio rischiano il licenziamento. Vediamo le interviste. Protestano i lavoratori e le lavoratrici di Almaviva Contact, una rappresentanza dei dipendenti del capoluogo siciliano e di quelle operanti nella struttura di Catania. Si sono riuniti
intorno alle 10 della giornata di ieri sotto la sede della Presidenza della Regione Siciliana in Piazza Indipendenza a Palermo. Una manifestazione che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al destino dei 500 lavoratori che hanno operato durante la pandemia nel servizio front office del numero verde 1500. I dipendenti sono distribuiti sulle 5 sedi italiane, Milano, Palermo, Rende, Catania e Napoli, al momento in cassa integrazione e con forti dubbi per il proprio futuro professionale. A oggi, infatti, il tavolo ministeriale aperto a Roma non ha dato le risposte sperate. Sì, fondamentalmente sarebbe dovuto essere prevedibile quello che è successo a noi, perché comunque si sapeva che il servizio per cui lavoravamo, il 1500, avrebbe dovuto avere una conclusione, quindi era lo Stato che doveva tutelarci con una clausola sociale dove creava una rete di salvataggio per tutti noi, che lavoravamo già prima, perché questa è una cosa importante che va sottolineata. Noi siamo dipendenti di un'azienda, Almaviva, da 20 anni, 17 anni, siamo tutti arrivati in quella fascia, in quel periodo lì. Fondamentalmente abbiamo sempre avuto il lavoro, il cambio di commesse è avvenuto in modo improvviso come era accaduto tante volte in passato, e ci ritroviamo invece adesso in una situazione che ha dell'assurdo, perché ci siamo trovati sganciati dal mondo del lavoro improvvisamente, come dicevano prima, appunto siamo con affitti, mutui, siamo in grande difficoltà, e tra di noi ci sono situazioni anche molto molto critiche, anche psicologicamente, perché poi diciamocelo, anche quello fondamentalmente, su quello si basa la sanità mentale di una persona, quindi speriamo bene, siamo qui per trovare insieme delle soluzioni, cercare delle soluzioni, perché poi non siamo qui per fare la guerra a nessuno, siamo qui per cercare di dare il nostro apporto per trovare una soluzione insieme. Perché secondo me quella è la cosa più importante, il lavoro di tutti noi, la possibilità di continuare a vivere, a lavorare, non sopravvivere, che adesso siamo in cassa integrazione da un anno ed è dura, poi soprattutto in un periodo del genere è dura, quindi questo è il motivo. Quando finisce la cassa integrazione? A luglio dovrebbe concludersi, non si sa, da lì in poi per noi è un oblio, non sappiamo se verrà confermata la cassa integrazione, se andremo ad essere sganciati dall'azienda Almaviva, non sappiamo nulla, quindi siamo qui anche per capirlo insieme. Siamo disperati e rischiamo anche la tragedia, perché non arriviamo più a fine mese. Per cui non sappiamo più come estrapolare la nostra situazione dal contesto, perché comunque abbiamo tutti mutuo, affitti, famiglia, bollette da pagare, non ci riusciamo. Abbiamo una cassa integrazione al 100% che durerebbe fino a luglio se qualcuno non trova una soluzione, se qualcuno non riesce a salvarci. Tra l'altro a luglio potrebbero partire le lettere di licenziamento, per cui dopo 20 anni di lavoro a tempo indeterminato presso il call center Almaviva, oggi ci ritroviamo a perdere il lavoro soltanto per avere servito lo Stato e i cittadini, e non esiste, perché comunque non ce lo meritiamo. Assolutamente sì, ci sentiamo traditi, anche perché a seguito dei primi tavoli istituzionali che si sono avuti, a seguito dei primi incontri con istituzioni, soggetti politici eccetera, c'era stato dato la speranza che la soluzione si potesse trovare, perché le opportunità di investire queste persone che sono altamente qualificate, lo abbiamo dimostrato, abbiamo ricevuto i complimenti da parte del Ministero, ce ne sarebbero a migliaia, ma evidentemente non c'è probabilmente la volontà politica o imprenditoriale di risolvere il problema di 500 famiglie che oggi non possono più mangiare, non possono più pagare il mutuo. Siamo tutti presi dal panico, perché lei capisce bene che dovevamo essere sistemati, dovevamo lavorare soltanto per un mese, ma invece non è così, dovevamo lavorare solo per... Anche, certo, abbiamo lavorato per il Ministero della Salute, il numero era il 1500, hanno chiamato da tutte le parti del mondo e dell'Italia, perché chiamavano quando chiudevano le frontiere, quindi lei capisce bene che noi rispondevamo, a volte chiamavano anche in lingue, perché giustamente chiamavano gli stranieri.
Assolutamente, assolutamente. Noi non ne avevamo perché eravamo soli, perché prima lavoravamo in azienda, magari ci potevamo confortare fra di noi. Capisce bene che lì eravamo soli, smart working, mi chiamavano, il nonno morto a terra, oh, mio papà è morto ieri, devo chiamare le pompe funebri, cosa devo fare? Non si sa, non si sapeva, quindi anche noi siamo stati traumatizzati da questo e ora siamo pure senza lavoro. Quindi non so più che dirle, cerchiamo aiuti, ma speriamo che qualcuno ci ascolti. Ci arrivavano i messaggi che l'Italia aveva bisogno di noi, ora l'Italia dov'è? Noi la stiamo aspettando, siamo italiani, siamo qua, aspettiamo. Nell'ambito degli incontri di primavera, la CESI, Conferenza Episcopale Italiana, i Vescovi di Sicilia hanno incontrato il Presidente della Regione Renato Schifani. A fare gli onori di casa il Presidente dei Vescovi, Monsignor Antonino Raspanti, tante le problematiche affrontate durante la riunione su tematiche sociali che affliggono il territorio siciliano. Il servizio. E nel solco degli incontri di dialogo, confronto e dibattito con le istituzioni avviato dalla Conferenza Episcopale Siciliana che oggi, nel corso del primo giorno della sessione primaverile di lavori della CESI, i vescovi delle diocesi di Sicilia hanno accolto nella sala delle conferenze il Presidente della Regione, l'Onorevole Renato Schifani. Invitato dal Presidente dei Vescovi Siciliani, Monsignor Antonino Raspanti, l'Onorevole Schifani ha sostato in conferenza dialogando con i presuli. È stato un confronto molto utile perché mi ha arricchito di tematiche che già conoscevo, ma mi ha spronato sempre di più a confrontarmi innanzitutto e continuarlo a farlo nei confronti del mondo ecclesiale, nel mondo della conferenza episcopale, perché è giusto confrontarsi, parlarsi, recepire e rincontrarsi. Torneremo ad incontrarci periodicamente perché il mio deve essere un governo dell'ascolto e del confronto, non dello scontro. E quali sono stati i temi sul tavolo? Ma innanzitutto lo spopolamento delle nostre terre di provincia, alle quali ho dato risposta sperando che la reintroduzione delle istituzioni di provincia possa rivitalizzare quei territori. Il tema sanitario, il tema sociale, il tema della presenza delle infrastrutture, il tema dei giovani. Io sono molto contento di questo incontro, mi ha arricchito, mi ha caricato. Ho ascoltato con attenzione, con grande senso di responsabilità tutti gli interventi, privi di alcuna volontà, diciamo, polemica, e questa è la bellezza della democrazia. I laici prendono la parola. Negli scorsi giorni le aggregazioni laicali hanno scritto una nota sull'aumento delle retribuzioni dell'ARS. Nasce un nuovo sentimento di politica, una nuova idea di partecipazione, di interesse e di responsabilità? Beh, innanzitutto la politica deve essere responsabile, non dare luogo ad atteggiamenti che possono essere criticati dall'opinione pubblica, in particolar modo in un momento di grande crisi sociale, di crisi di vocazione, di crisi professionale. Dobbiamo dare l'esempio e questa è la nostra volontà, almeno la volontà di chi vi parla. Ho lanciato questo allarme in tempi non sospetti, per cui parlare che manca l'acqua a febbraio sembra un assurdo, ma basta scorgersi sui ponti delle nostre fiumare che negli anni scorsi erano, se non in piena, ma comunque con dei ruscellamenti, far capire che sta veramente qualcosa di strano dalle montagne, non arriva acqua. Ecco, voi avete affrontato anche un primo problema che si è presentato, avete avuto la necessità di avere delle autobotti presenti sul territorio. Sì, perché dalla mattina per la sera ci siamo ritrovati con le vasche di riserva vuote, proprio perché non pensavamo a questo evento, ci si aspettava che le vasche che di solito vengono attenzionate nei periodi estivi invece succedesse ciò in inverno. Questo è un campanello di allarme non solo per Roccafiorita, che è piccolo e che in qualche modo con qualche autobotte risolve il problema, ma da attenzionare a livello proprio più comprensoriale, perché se ciò dovrebbe succedere in estate i piccoli comuni ne soffrirebbero di più. Perché Lei si è rivolto già alla Regione, alla Protezione Civile, ha scritto, ha chiesto un intervento? In verità sì, ho cercato di attenzionare questo problema alla Protezione Civile regionale a tutti i livelli.
È vero che ci sono state altre problematiche nel frattempo, come le mareggiate e il ciclone che ci ha colpito in questo mese di febbraio, e l'attenzione è rivolta a ripristinare ciò che è successo in quei giorni. Però non abbassiamo la guardia, perché l'estate arriverà. E servono le piogge intanto? Ma per le piogge possiamo fare ben poco noi, servono degli interventi che attenzione, oggi noi le attenzioniamo come politici, ma ci servono degli interventi per affrontare il problema quando arriverà, se non arrivano le piogge. E passiamo ora la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Una nota stampa arriva dalla dirigenza del Licata Calcio relativa ai tafferugli avvenuti la scorsa domenica presso il campo neutro di Ravanusa in occasione della partita contro il Canicattì, il servizio. Il Licata Calcio, con una nota ufficiale, il club gialloblu ha risposto agli episodi di violenza che si sono verificati domenica scorsa prima della partita al Saraceno di Ravanusa tra Canicattì e Licata. Gli autori della sassaiola contro le persone e i mezzi di quanto stavano lavorando per dare sicurezza e visibilità all'incontro di calcio. Viene affermato vanno individuati e sanzionati perché fatto del genere non debbano più verificarsi. Al contempo viene espressa solidarietà a quanti hanno subito un danno dell'episodio. Ci dispiace particolarmente che persone che lavorano con professionalità e impegno debbano vedersi danneggiare l'auto del gesto di qualche sconsiderato che poco hanno a che fare con il calcio. Ricordiamo appunto quanto successo a Ravanusa in occasione del derby Canicattì-Licata, dove sono stati immortalati con video e foto dai poliziotti della Scientifica, immagini che ovviamente a partire da quel giorno inizieranno a essere analizzati per cercare di identificare quanto più ultras possibile, e se saranno riconosciuti ovviamente saranno raggiunti dal DASPO. Questo quanto è stato affermato dal questore Rosa Maria Iraci. La Fortitudo Moncada di Agrigento vince contro il Piacenza per 101-85, una partita molto intensa che ha visto la squadra del coach Cagnardi avanti nel punteggio sin dal primo quarto. Il servizio. Jack, oltre 100 punti, una vittoria molto importante che non ha salvaguardato la differenza canestri, però è sicuramente un risultato che ha dato dei buoni spunti anche in vista di questa seconda fase del campionato. Sì, era una partita che sapevamo di dover approcciare in maniera intensa e l'abbiamo fatto fin da subito. Sapevamo che noi avevamo in testa l'idea di giocare minuto dopo minuto, senza pensare alla differenza canestri. Era importante il vincere perché era il giusto premio per la settimana di lavoro che avevamo fatto, per il percorso che avevamo fatto. Il fatto di rimanere lì vicino alle prime 6 posizioni per noi era motivo principalmente di orgoglio per il lavoro che abbiamo fatto. Quindi vincere è stato importante perché siamo lì, adesso siamo pronti a approcciare le ultime 2 partite con la stessa motivazione, la stessa intensità che abbiamo fatto fino adesso, per poi dopo l'ultima giornata, il 26 di marzo, alzare la testa, guardare dove siamo arrivati e essere pronti a preparare la seconda parte di campionato con la fase orologio. Oggi il Palamoncada si è dimostrato ancora una volta il fortino della Fortitudo. Cosa manca per tornare a vincere in trasferta? Siamo sempre stati molto vicini a vincere fuori casa, specialmente nelle partite dove oggettivamente potevamo pensare di andare in campi difficili. Mi viene in mente Cantù, mi viene in mente Treviglio, mi viene in mente la stessa Cremona contro Vanoli. Abbiamo bisogno di trasformare quella linfa che ci viene data dal palazzetto e dal Palamoncada che anche oggi, come hai detto tu benissimo Marco, si è dimostrato un fattore. La stessa linfa che ci trasmette il Palamoncada dobbiamo essere bravi a trasformarcela, a trasmetterci fra di noi quando siamo fuori casa, lontano dalle mura amiche.
Al di là dei 101 punti, dei 37 di Ambrosin, c'è un aspetto che più vi soddisfa di oggi? Secondo me è la condivisione, perché i 37 di Ambrosin, come hai detto te, come gli altri punti, ora non ho finito di leggere le statistiche, però sono tutti punti che vengono da condivisione, dal fatto che abbiamo mosso la palla perché abbiamo tutti toccato la palla, i canestri che abbiamo trovato sono frutto di un lavoro di squadra. Poi ovviamente c'è anche l'estero del giocatore singolo e il talento del giocatore singolo, ma nel nostro modo di giocare e nel modo che vuole il coach è quello di muovere la palla, di condividere, e oggi l'abbiamo fatto molto bene. Certo che per la squadra avversaria aver subito 101 punti è un fardello notevole, ma per la fortuna di averli conquistati evidentemente dentro c'è tanto lavoro, tanta fatica, e quindi i meriti sono giusti da fare a tutto lo staff che gravita intorno alla squadra. Secondo me, io ho visto la partita di domenica scorsa, per una palla persa abbiamo perso la partita, perché eravamo lì per andarla a vincere la partita. Cosa manca a questa squadra? Gli manca proprio il supporto del pubblico. Lo so che è notevole la presenza, però secondo me anche il carattere della squadra. Ci sono squadre che non ti perdonano niente, anche se giocano in trasferta. Sicuramente, no, quando vai fuori casa, diciamo che dal punto di vista dell'errore lo tendi sempre a pagarlo di più rispetto a alle partite in casa, ma è normale che sia, e succede anche nelle altre squadre quando vengono a giocare da noi. Quello che ci manca è il fatto di provare a trarre più linfa da noi stessi quando siamo fuori casa, come ho detto precedentemente. Sono sicuro che poi, come abbiamo fatto a Rieti, come abbiamo fatto a Cremona quando abbiamo vinto, è arrivato tutto dal nostro gruppo, da quello che facciamo poi durante la settimana, perché poi è quello che quando ci prepariamo a andare in trasferta è quello che proviamo a fare, e provare a migliorarci, anche lontano dalle mura amiche. Avremo un banco di prova l'ultima partita di campionato che andremo a Casale, e lì proveremo a invertire questo tabù. Permettimi di concludere una cosa. Ci tenevo a ringraziare il coach, perché se sono qua non è scontato il fatto di mandarmi in conferenza a fine gara. Ci tenevo a ringraziare il coach, la società che sta facendo molto bene in questo campionato, e niente, era solamente per ringraziare tutti quanti. Lollo, all'andata è stata una partita molto complessa contro Piacenza, invece al ritorno al Pallamoncada ancora una volta si dimostra essere un fortino, con una prestazione tua di 37 punti, quindi è stata una grande vittoria. Assolutamente, in primis devo ringraziare il pubblico, anzi dobbiamo ringraziare il pubblico, che ci ha dato tutta questa energia in più che magari ogni tanto in trasferta ci manca. È il sesto uomo, fa tanto, ci aiuta, ci carica, ci dà la determinazione, tutto. Poi la mia prova è merito dei miei compagni di squadra, più merito loro che mia, che mi hanno cercato, hanno reso le situazioni possibili per cui io facessi canestro, quindi ringrazio la squadra. Oggi la Fortitudo dove è stata più forte? Dal punto di vista energetico devo dire che ci siamo spesi, abbiamo fatto 40 minuti di intensità a 1000 all'ora. Con un po' di errori onestamente, però siamo stati bravi, abbiamo sopperito e alla fine abbiamo vinto bene. Ecco, è andata. Guardando questa Fortitudo e guardando quelle che poi vanno in trasferta, c'è una differenza? Quindi qual è la difficoltà che si riscontra in trasferta? Sai, in trasferta è sempre più difficile, sai, il pubblico avversario, la squadra che in casa gioca più in maniera confortevole, quindi è normale, è sempre più difficile vincere in trasferta. Per questo posto è un fortino anche per noi, ecco. Si avvicinano le ultime partite prima della seconda fase, quindi quanto è importante vincere oggi in vista proprio della seconda fase? Come ogni anno il giorno di ritorno è la parte più importante del campionato, su pre-playoff.
In questo momento tutte le squadre si rinforzano, ogni squadra ha un obiettivo, per chi è salvarsi, per chi è raggiungere i playoff, per chi avere un piazzamento ottimo. Ogni partita conta, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. La prossima è Torino in casa, abbiamo bisogno del pubblico per darci una mano a vincere quella partita. Esprime soddisfazione l'onorevole Giovanna Iacono del Partito Democratico per l'affermazione della neosegretaria eletta durante il voto popolare avvenuto la settimana scorsa. Ci si aspetta, afferma ora la parlamentare agrigentina, che il partito dia risposte concrete alla gente. Vi proponiamo l'intervista con la parlamentare Giovanna Iacono. Bene, questo è tutto per il telegiornale di oggi e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona serata. Onorevole Giovanna Iacono, parliamo di questo nuovo corso del Partito Democratico con la vittoria della SLEN. Lei la appoggiava, ecco, cosa ci aspetta? Intanto è una grande vittoria dal nostro punto di vista, io sono stata tra i primi a sostenere questa candidatura credendo in lei fin dal primo momento e questo diciamo, alla fine ci ha dato ragione, è stata appunto una grande vittoria voluta anche dall'affluenza altissima ai gazebo. Tantissima gente ha partecipato alle primarie e noi di questo siamo contenti e credo che la gente con questa ampia partecipazione abbia voluto lanciare messaggi chiari a noi dirigenti e rappresentanti istituzionali del Partito Democratico. Chiaramente ci si aspetta dopo questa vittoria che si apra una nuova stagione per il Partito Democratico, io di questo sono certa, proseguendo con la linea della chiarezza e della semplicità nei confronti del nostro popolo che purtroppo negli anni abbiamo un po' perso, popolo che si è rivolto ad altri partiti e movimenti politici come il Movimento 5 Stelle, così come la destra. Ne è testimonianza insomma, il risultato, l'esito delle elezioni politiche del 25 settembre scorso. Ad Agrigento chi sono stati eletti in Assemblea Nazionale? Allora, Agrigento ha eletto 4 delegati in Assemblea Nazionale, 2 per la mozione Schlein, di Elly Schlein, che sono Gianni Picone, già sindaco di Campobello di Licata e oggi Presidente del Consiglio della stessa città, e Mariolina Bono, storico volto della sinistra saccense, già vice sindaca della città di Sciacca, mentre per la mozione Bonaccini sono stati eletti Mario Castronovo, un giovane dirigente e segretario del Circolo di Palma di Montechiaro, ed Eleonora Sciortino, che è una dirigente del Circolo di Agrigento città. Vi organizzerete ad Agrigento in un momento in cui, dovuto anche al Covid, ma dovuto anche a un'assenza politica nel territorio, vedremo un Partito Democratico più presente? Sì, certamente sì, tenendo conto anche del fatto che dopo le primarie, dopo la celebrazione del Congresso nazionale si aprirà una fase nuova e diversa anche nei diversi territori e quindi si aprirà, non conosco i tempi ancora, ma certamente probabilmente entro l'anno, insomma, il congresso regionale e poi a cascata l'organizzazione dei territori. La città di Agrigento è chiaro, essendo capoluogo ed essendo città punto di riferimento, capoluogo dell'ultima provincia d'Italia, perché sappiamo bene che il dato di fatto è questo, ha la necessità anch'essa di tornare ad avere un'organizzazione, un gruppo dirigente che si metta al lavoro per la città ma anche per i territori vicini. Si andrà a votare in 14 comuni della nostra provincia, tra cui uno dei centri più grossi che è Licata. Come si sta organizzando il partito per essere presente alla prossima competizione elettorale? È una tornata elettorale certamente impegnativa, sono tanti i comuni che vanno al voto, anche comuni diciamo medio-grandi come la città di Licata, ci sono chiaramente dei ragionamenti e delle discussioni in corso, noi abbiamo anche la consapevolezza di avere già sindaci uscenti che si riproporranno
ma anche in diverse realtà, gruppi dirigenti fatti di donne, uomini e anche giovani e giovanissimi che anche grazie alla vittoria dell'Ischlein si sono riavvicinati al partito, che sono risorse e nuove energie da mettere in campo per questa competizione elettorale. È chiaro che bisogna partire da un ragionamento politico su alleanze e anche sulla base di discussioni e ragionamenti che si fanno con l'associazionismo diffuso piuttosto che con la gente che rappresenta la società nei diversi territori, ed è chiaro che sulla scorta della linea tracciata dalla nostra segretaria nazionale Lischlein bisogna partire prima da noi e quindi continuare questo processo già iniziato con le elezioni politiche di ricomposizione del quadro della sinistra attorno al Partito Democratico, al nuovo Partito Democratico, con chiaramente un'attenzione a chi può far parte di un campo che si costruisce insieme, un campo progressista che si fa anche rivolgendoci nuovamente al Movimento 5 Stelle. Renzi dice che con la vittoria della Schlein si apriranno delle praterie al centro, come risponde? Ma è probabile, credo che la vittoria di Elly Schlein metta anche in difficoltà il governo nazionale al quale stiamo facendo opposizione, e con Elly Schlein la faremo in modo ancora più forte e determinato. Io non credo come altri che ci siano rischi di nuove scissioni o rischi di allontanamento di nostri dirigenti dal partito, anzi a Roma si sta tentando e sono convinta che si riuscirà a trovare l'equilibrio tra le diverse sensibilità che sono emerse da questa campagna elettorale. Io ho apprezzato tanto anche le dichiarazioni che sono state rilasciate immediatamente dopo la vittoria di Elly Schlein da Stefano Bonaccini, che è un nostro compagno, un nostro validissimo dirigente, di apertura, di sostegno, anche di collaborazione alla nuova segreteria nazionale. Io quindi credo che si avvierà un percorso sicuramente di rinnovamento, sicuramente di cambiamento e di riaggregazione anche di tutte le forze in campo della sinistra e del mondo che guarda a noi con attenzione, ma credo anche che il partito rimarrà forte, unito e solido. Da un lato perdete Fioroni, dall'altro l'articolo 1 aderirà al PD. Ma il processo di adesione di articolo 1 è già avviato da tempo, già con le elezioni politiche, nel gruppo parlamentare dove mi trovo io si trova anche Roberto Speranza, che è il segretario nazionale in questo momento di articolo 1, è stato eletto nelle liste del Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, quindi è un percorso quello di riaggregazione dei compagni e delle compagne di articolo 1 iniziato da tempo, che è in evoluzione. Credo che con l'elezione di Elly Schlein, con il congresso nazionale, si stia già portando a compimento. Le province molto probabilmente, grazie anche a una riforma regionale, andranno al voto prossimamente. Lei è d'accordo? Ma io credo certamente di sì. Le province sono state da sempre un ente intermedio che erano necessarie secondo me, e quindi ripristinare questo ente intermedio tra le amministrazioni locali, comunali e anche la Regione Sicilia nel nostro caso, nella fattispecie, sia di fondamentale importanza se pensiamo alla decadenza, insomma, delle strutture scolastiche, che sono luoghi in cui i nostri bambini, i nostri ragazzi vivono il quotidiano, e se pensiamo, insomma, alla rete stradale provinciale che sappiamo fa acqua da tutte le parti. Le emergenze sono tante nel nostro territorio, in Sicilia in particolare, migrazione dei giovani intellettuali, la gente va fuori, le strade sono malmesse, insomma le difficoltà e le emergenze sono tante. Quale sarà il vostro contributo affinché possano migliorare?
Allora, sappiamo, lo dicevo all'inizio, che viviamo una provincia che è considerata da tutti i dati, insomma, l'ultima provincia d'Italia, purtroppo. Soffre isolamento infrastrutturale, ma anche un isolamento sociale che è stato aggravato pesantemente dalla pandemia da Covid. In altre regioni, in altre province si è usciti al meglio da questa crisi, che è diventata, oltre che essere una crisi sanitaria, è diventata anche una crisi sociale, una crisi economica. La provincia di Agrigento ha difficoltà oggettive a uscire fuori da un isolamento che è prima di tutto infrastrutturale. Noi stiamo lavorando con tutte le difficoltà che abbiamo dell'essere in questo momento in una posizione, diciamo, minoritaria e di opposizione sia al governo regionale sia al governo nazionale, ma è chiaro che faremo la nostra parte in ogni campo di possibilità di azione che abbiamo per provare anche, e in questo l'Ischlein è stata chiara, sul lavoro buono, sul precariato, sul fatto che le nostre giovani risorse non possono sottostare a una condizione di precariato e anche di doversi formare sempre e comunque gratuitamente. Questo è uno dei nostri obiettivi e un obiettivo è quello di valorizzare al pieno queste risorse per provare a evitare ancora e sempre di più questa emigrazione e questo allontanamento dei nostri giovani dalla loro terra che diventa sempre più arida a causa della loro assenza e delle loro partenze. Come si è caratterizzata questa sua presenza in questo frangente all'interno del Parlamento nazionale? Allora, io sono parlamentare della Repubblica da pochi mesi. Se dovessi raccontare, insomma, questi mesi di esperienza, la rappresenterei, insomma, in maniera positiva. Mi trovo in un gruppo parlamentare fatto di donne e uomini preparati e anche con diverse esperienze e che provengono chiaramente da diverse regioni, quindi esperienze diverse che stiamo provando insieme a mettere a frutto anche in un continuo confronto tra un'esperienza che può essere quella del vivere un territorio in una regione del nord Italia a confronto con la vita, insomma, dei nostri territori. È chiaro che è uno scambio che dà ricchezza e stiamo portando avanti diverse proposte parlamentari tutti insieme. Noi 4 parlamentari del Partito Democratico, quindi io, Stefania Marino, Anthony Barbagallo e Peppe Provenzano, stiamo lavorando ormai da settimane a delle iniziative parlamentari che vogliamo portare avanti per il territorio e di cui avrete contezza nelle prossime settimane, nei prossimi L'ultima mesi. domanda che le faccio riguarda proprio l'emittenza locale. Il DPR 146/17 prevede oltre 50 milioni di euro per i fondi che vanno solo alle grosse emittenti, grazie a un emendamento, una legge fatta dall'allora governo Renzi con il Ministro per lo Sviluppo Economico Calenda. Ecco, in questo senso le TV locali devono trasmettere sul Bucherrai con oltre 40.000 euro all'anno di costi. Ecco, c'è una forte richiesta da parte delle emittenti locali alla modifica del DPR 146/17, ci sarà un suo impegno in tal senso? Sicuramente sì, le emittenti locali sono la voce del territorio, io le ho già detto in precedenza, anche nei mesi addietro, che c'è sicuramente un impegno da parte mia e ci sarà certamente dai parlamentari, dai miei colleghi parlamentari siciliani e dal gruppo parlamentare ad andare avanti in questo senso.